Presentato il libro di Paolo Cilona sullo scrittore empedoclino Andrea Camilleri a un anno dalla sua scomparsa, dal titolo Un anno dopo, edito da Alessandro Accurso Tadano del Mercando dei Libri. All'evento svoltosi presso il giardino del Bar Patti, tanta la gente presente che con attenzione ha ascoltato la relazione del dottore Cilona, accompagnato da Enzo Alessi, Gerlando Cilone e Giuseppina Terrasi, che hanno raccontato vari aspetti dello scrittore Andrea Camilleri. Il libro approfondisce varie tematiche con gli amici di gioventù, i compagni di liceo, la devozione dello scrittore empedoclino a San Calogero, i suoi premi letterari, delle cittadinanze onorarie, della tumulazione al cimitero cattolico di Roma. Tra le iniziative prossime il centro Cepasa deporrà una targa dietro la casa natia di Camilleri, sita in via Luigi Laporta 6. Sono tanti i capitoli che riguardano Andrea Camilleri, dalla nascita, gli amici di gioventù, gli amici e gli studenti del liceo, le sue prime esperienze teatrali, l'incontro con il piccolo teatro pirandelliano, il fatto di essere stato nominato grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana, le cittadinanze onorarie di Agrigento e di Santa Fiora, il problema riguardante le lauree honoris causa, che proprio lui, grandissimo, non ebbe tuttavia una laurea da parte delle università siciliane. Sono tanti i fatti e soprattutto il problema che riguardò Camilleri fu la scelta del cimitero. Io lo spiego benissimo perché lui scelse il cimitero cattolico di Roma, perché lì è in buona compagnia, lì ci sono tanti e tanti di scrittori, registi, pittori, diplomati, personaggi di grande rilievo, per cui è assieme a lui ad Antonio Gramsci e proprio accanto a Gramsci oggi riposa in pace Andrea Camilleri. A un anno dalla sua morte si pubblica l'ultima edizione, il Riccardino. Beh, questo è anche una iniziativa editoriale messa da parte perché a volte le programmazioni editoriali nascono appunto dopo il postumo della morte dello scrittore. Quindi auguriamo a Riccardino tanta fortuna e possa essere letto da tanti lettori. Con lo spazio di Camilleri culturalmente resterà uno spazio vuoto, però in televisione le sue fiction registrano sempre il massimo di ascolti. Questo è anche vero, vuol dire che ancora la programmazione della RAI è tale che non può essere sostituita da altri elementi e da altri programmi. È tutto coperto, scopre la statua di Gesù risorto. E Gesù risorto com'è? Senza bandiera, ma con pugna così. E la vinsero, il centro no, allora la sinistra. Bene, sono quegli episodi che Andrea racconta con una ironia, una grande capacità di comunicazione.